Grazie. Prego. Devo scendere? Altre domande? Sì, Luca, qualcuno si chiedeva se questa rivalità che spesso si vede durante il programma televisivo, nel tuo caso con Valerio in particolar modo, è reale oppure è più televisiva? È reale. La rivalità si viene a creare perché c'è competizione, certo, che può essere sana e non sana. Poi ci sono delle consapevolezze che avvengono all'interno del programma che magari una semplice parola detta al di fuori del programma non farebbe scatenare un caos. chiaro. Mentre con la consapevolezza che ci sono le telecamere e quindi milioni di italiani che ci guardano, magari uno è spinto più a prendersela o a rispondere magari in un modo che non farebbe all'esterno. Ma se ti proponessero di fare una canzone insieme a Valerio, la faresti oggi? Sì. Sì. Qualcuno dice no, qualcuno dice sì. Cantare non è dare soddisfazione agli altri, cioè al cantante. Cantare è dare soddisfazione a voi, quindi perché no? Perché non dovrei cantare? Belli come siete, bella come sei, cantate con me. Voglio vedere i telefoni. Resta qui, ferma immobile. Lascia andare piano tutte le parole, cercami e disordine. Provami a parlare senza le parole della pioggia lenta, te ne vai. C'è niente che non rifarei per averti ancora. Guardami, sono lo stesso che è entrato dentro te, senza violarti mai, bella come sei, adesso guarda. Immaginare favole d'amore complici come acque. Lasciami volare senza volare, la pioggia spenta te ne vai come nuvole le mie lacrime. Non c'è cosa che non rifarei per averti ancora. Senza violarti mai, bella come sei. Siamo pezzi di luna, noi siamo pezzi di luna, coriandoli, piccoli pezzi di luna, io e
instead.